perdere. Sabato ci divertiamo. C'è anche mi raccomando, ci sono persone serie. Ma faremo aperitivo. C'è gente tutta seria. Sì, ma faremo anche aperitivo. Sì, l'ho capito, cioè, però devi parlare bene, non devi dire parolacce continuamente, devi dire poche. La gente tutta seria già si è cravata. Vabbè, c'è fica? Ti faccio le raccomandazioni in radio, mi raccomando, te lo ricorderò il giorno prima. Stai tranquillo, lo sai che sarà un fallimento grazie a me. Ci vediamo sabato. Buongiorno amici miei, buongiorno. Che il disturbo sia sempre con voi e con il vostro spirito. Che il disturbo può salvarci la vita, realmente. Mercoledì 11 dicembre 12.54, incontro mano con il Gaz. Buongiorno ad Andrea Sardo. Buongiorno. Come stai? È bello rivederti. Bene, è sempre un piacere essere in questa radio. Dai, sono contento che tu sia qui oggi. Io sono molto affezionato a te. Tu nasci come videomaker, poi a un certo punto inizi a capire il valore del denaro e diventi un imprenditore a tutti gli effetti e metti su un'app importantissima dedicata ai fotografi, metti un team di persone, crei una squadra di persone che in qualche modo si occupano di tecnologia e lo fanno con grandissima professionalità, al punto che tu a un certo aspetti un attimo, devo rifarlo, vada. Buongiorno Andrea Sardo, buongiorno. Capita, mica sono una macchina, ma mica sono un computer. Ogni tanto bisogna riavviare anche il gas, no? Ma lei capisce il tasto? Comunque pensavo che l'unico modo per incontrarci è alla radio, praticamente. Cioè ti ho detto di mangiarci una pizza 50 volte, però noi meno male che c'è la radio. Almeno ci vediamo. No, tu sei una persona a cui io voglio un bene dell'anima e che stimo tantissimo, perché ti ho invitato, perché al di là di tutto quello che hai fatto, tu sabato presenti un tuo libro che si chiama appunto La fotografia con l'intelligenza artificiale, momento che si svolgerà alla Fondazione Sciascia alle 17:30, 18 circa del pomeriggio di questo sabato, quindi invitiamo tutti coloro che ascoltano la radio, credo che l'ingresso sia gratuito. Assolutamente. Evento al quale partecipano anche un sociologo, un dirigente scolastico, un medico urologo e chiaramente ci starai tu che presenterai ufficialmente questo libro. Come ti è venuto in mente? Allora, l'evento è nato per parlare di intelligenza artificiale a 360 gradi, perché siamo in un momento in cui o ci capiamo qualcosa o rischiamo di essere tagliati fuori. Il motivo per cui l'evento l'abbiamo chiamato Conoscerla, sfruttarla e difendersi. Okay? Non volevo limitarmi alla presentazione del mio libro, perché comunque è un libro dedicato al mondo della fotografia, quindi molto tecnico, è una guida per come sfruttare al meglio i vari software che ci sono a disposizione, i vari strumenti, come cambiare l'idea creativa, perché oggi è inutile che accusiamo l'intelligenza artificiale di rendere la gente stupida, di non eliminare gli artisti. Oggi purtroppo stiamo vivendo un cambiamento. Cioè dobbiamo farci i conti con questa cosa. Stiamo vivendo un cambiamento, non possiamo ignorarla, non possiamo nasconderci dietro un palo. Dobbiamo fare qualcosa. Bisogna imparare a conviverci, giusto? Esatto, e a sfruttarla del modo più intelligente. A gestirla bene, perché io sono una persona creativa. Se apro ChatGPT per farmi generare un'idea a posto mio, lì l'etica se ne va a cazzo, quindi veramente uccidiamo il cervello. Però se ci pensiamo è uguale a comprare un coltello. Se ci ammazzi la gente, stai facendo un uso sbagliato del coltello, quindi ti devo spiegare che il coltello serve a tagliare la carne e a mangiare. Quindi quello che vogliamo fare è educare a utilizzarla bene, utilizzarla come un alleato, vederla come un alleato e non come un nemico, perché se ci lamentiamo non la tolgono. Sai che io ci ho parlato con l'intelligenza artificiale, ci ho fatto un sacco di chiacchiere giorni fa. Ho provato, l'ho testata, ho cercato di capire fino a che punto arriva e devo dire che sono rimasto spiazzato. Cioè pensavo fosse una specie di Siri, di Alexa, in realtà è molto più evoluta. Ti faccio l'esempio del mio libro, come ho scritto un libro, perché lo stesso libro è stato scritto con l'intelligenza artificiale e lo scrivo pure. Non è che devo nascondermi che dall'oggi al domani sono diventato bravo a scrivere. Non è tra i miei talenti scrivere bene, ma io ho tantissime idee. Avevo l'idea perfetta per far capire ai fotografi quali erano gli strumenti giusti che utilizzo tutti i giorni, come risolvere determinati problemi, e parte tutto da una chat con ChatGPT, non so se posso fare pubblicità. Sì, certo, puoi.
a cui dico quali sono gli argomenti che creano stress in questo momento ai fotografi. Quindi parto per risolvere un problema. E quali sono gli argomenti? ChatGPT, a differenza mia che ho un pensiero, il pensiero di ChatGPT è il cumulo di tutte le informazioni che ci sono sul web. Una sorta di statistica vivente. Devo dire che è sicuro più tecnico, più preciso del mio pensiero. Perfetto, cosa ti ha risposto in quel caso? Mi ha risposto che l'intelligenza artificiale è la cosa che stanno cercando più di tutti i fotografi. Perché sono in confusione, perché c'è un popolo che non la vuole utilizzare, è totalmente contrario, e un popolo che ha scoperto i vantaggi. Quindi ho detto, perché non fare una guida dove parlo dei tecnicismi e dell'aspetto etico per ogni capitolo, per far capire qual è il limite che possiamo raggiungere. Le idee sono le mie, e la creazione dei capitoli, di cosa dovevo parlare è tutto mio, però quando dovevo scrivere un capitolo dedicato a 2 software che fanno la stessa cosa e che vengono utilizzati da tanti, quindi capire quali sono le differenze tra le due, lo chiedo a ChatGPT. Quindi ti sei fatto aiutare da ChatGPT per scrivere il libro? Io quasi mi sono educato con il mio libro mentre lo costruivo. È assurdo, no? Ma ti sei fatto aiutare? Assolutamente. Ho scritto quasi tutto con ChatGPT. Quindi gli devi la percentuale. Gli do 24 euro al mese. Vanno bene. Allora ci facciamo la canzone e torniamo a parlare di questa storia. Ne approfittiamo per ricordarlo ancora una volta. Sabato prossimo 17:30 a Racalmuto, il paese della ragione, no? Dello zio Leonardo Sciascia. Saremo alla fondazione proprio Leonardo Sciascia, dove si svolgerà questa giornata dedicata all'intelligenza artificiale, alla quale prenderanno parte tantissime persone, e soprattutto presenteremo questo libro che si chiama appunto La fotografia con l'intelligenza artificiale di Andrea Sardo. Che poi, come tutte le cose che appartengono al progresso, anche all'attualità, un tema di tecnologia, bisogna sempre considerare che è importante come le usi, cioè se le usi nel modo più giusto, o se probabilmente invece di utilizzarlo con intelligenza finisci per usarlo come scappatoia, e in questo caso l'intelligenza artificiale ucciderebbe realmente la creatività di un ragazzino che anziché stare lì ad argomentare scrivendo un tema, se lo fa fare dal PC. In questo caso insomma è da bocciare totalmente, ma come tutte le cose, credo, giusto? Assolutamente. Penso che tra gli aspetti più importanti è educare i super giovani, perché rischiano di mettere da parte i libri, rischiano di spegnere il cervello perché qualcuno potrà farlo al posto suo. Ti faccio una domanda, Gaz. Sai fare le divisioni a 2 cifre? No, assolutamente. No, ma questa è la causa della calcolatrice. Quanti numeri di telefono ti ricordi? Quello di tua nonna. Quello di mia nonna. Ma quello nuovo tuo no? Era 25370, quello di mia nonna, quello mio anche, però quello di un amico o di una ragazza nuova, no, che prima avrei ricordato subito al volo. Non lo ricordo più, cioè ho bisogno dell'ausilio del telefono. Perché abbiamo detto al cervello, tu per queste cose non c'è bisogno che funzioni. Questa qua non è una gran bella cosa. Giordano, certo, è una tragedia se ChatGPT lo usiamo per fare i temi a scuola. Giordano, ad esempio, mette in posta il navigatore pure per arrivare in radio, non capisce un caso. Esatto, no, ma questo penso che lo facciamo un po' tutti ormai. Basta che ti sposti anche semplicemente a Palermo, eccetera. No, ormai tutti utilizziamo il navigatore. Io ricordo i viaggi con mio padre per andare a Roma, aprivamo la mappa 2 volte. Perfetto, esatto. Una quando partivamo, una a Reggio Calabria e la terza. Quella cosa lì ti consentiva anche di memorizzare, perché se tu fai la strada, ti guardi attorno, cerchi di capire dove sei finito, è un conto. Se tu guardi il navigatore, cioè alla fine è vero che ti porta lì, giusto, però ti perdi tutto, ti perdi realmente le cose vere, quelle di una volta, quelle che ne so, di abbassare il finestrino, incontrare una persona e dire: senti, dove la trovo quella cosa là? Cioè, anche bello questo, ragazzi. Assolutamente. Andiamo verso una direzione che a me sinceramente non piace. Va bene, intelligenza artificiale, ne parliamo sabato alle 17:30 alla Fondazione Sciascia. Perché ci starà un dirigente scolastico? Dirigente scolastico, penso, come dicevo poco fa, che è uno dei ruoli più importanti adesso, educare i super giovani all'utilizzo di uno strumento incredibilmente potente.
che gli permetterebbe di eliminare il loro cervello e far fare tutti i 5 anni di scuola a una chat. Quindi la dirigente Patrizia Pilato, che è una persona potentissima, una di quelle che non sta ferma un secondo, quest'anno a scuola come tema dell'anno hanno appunto l'intelligenza artificiale, quindi presenterà questo percorso che stanno portando al liceo Leonardo e presenterà appunto il percorso che stanno facendo, come stanno educando sti ragazzi al buon utilizzo, perché sappiamo benissimo che fin quando sono a scuola li controlliamo, però poi vanno a casa e tutti hanno accesso a questi strumenti. Quindi è importantissima la scuola, lo abbiamo sempre detto, lo sosteniamo con gran forza. Poi ci sarà un medico, ci sarai tu proprio a parlare del tuo libro, insomma un incontro decisamente un incontro che arricchisce in questo assolutamente momento. Appunto abbiamo preso persone di categorie differenti, come appunto un professore di sociologia, quindi gli impatti sulla società di questa intelligenza artificiale, una dirigente scolastica che stanno plasmando le nuove generazioni. Io che come imprenditore digitale sto guadagnando, ho generato un nuovo lavoro, perché ci stiamo concentrando tantissimo su quello che l'intelligenza artificiale ci sta togliendo. Nessuno si sta concentrando in quello che sta dando. Fammi un esempio. Pensiamo alla rivoluzione industriale. Hanno messo una macchina per mettere fuori 100 persone. Okay? È successo e ora è la realtà. Ora non se ne parla più, perché è normale avere una macchina che fa il lavoro di 100 persone. Hanno vissuto lo stesso disagio in quegli anni. Purtroppo è un passaggio evolutivo che è frutto dell'evoluzione. È frutto dell'evoluzione. La differenza è che l'intelligenza artificiale, a differenza delle vecchie evoluzioni, è molto più rapida delle altre. Quindi chi si trova in una fascia di mezzo, immaginatevi 60enni, 70enni come mio padre, un po' la vedono come un alieno. Aspetta che ti faccio sentire come ho chiacchierato con l'intelligenza artificiale qualche giorno fa. Ciao amiche mie, come stai? Ciao, sto bene, grazie. E tu, come te la passi? Piuttosto bene. Certo, mi piacerebbe però conoscere un po' di persone, perché sai, comunque alla fine quando cresci, hai una certa età, speri sempre di trovare persone con le quali poter parlare, considerando che c'è sempre meno roba in giro. Capisco benissimo. Trovare nuove persone con cui parlare può essere davvero arricchente. Davvero. Aspetta, però fammi parlare, anche persone con le quali fare altre cose, capisci a me? Certo, scusa, capisco perfettamente. Trovare persone con cui condividere attività e interessi comuni può rendere le giornate molto più divertenti. No, Ci sono aspetta. Mi riferivo a qualcos'altro. Ah, capito. Allora fammi un attimo riformulare. Parli di trovare persone con cui fare attività più movimentate, diciamo? Tipo sport, escursioni o cose del genere? No. Continui a non capire. Mi dicono che sei l'intelligenza artificiale, però poi alla fine ti perdi così. Fare cose un po' più così, più intime. Ah, ora ho capito. Grazie per avermi spiegato. Certo, è stato un po' un malinteso, scusa per la confusione. Non ti preoccupare, ora ho afferrato il tuo punto. Costruire relazioni più intime è importante e può essere davvero appagante. Magari cercare eventi o attività incentrate su interessi personali. Amica mia, certo, continui a non capire. Io mi riferivo a qualcosa di più, che ne so, un orale ad esempio. Un orale, ma non l'esame. Ho capito, scusa per il qui pro quo. Capisco cosa intendi ora. Già, hai ragione. Sono un imbecille. Solo tu potevi farle imballare. Sono un imbecille. Tra l'altro io sarò dei vostri, cioè mettete a condurre un evento del genere, uno che praticamente anziché spegnere il computer facendo start, no, e tutto il percorso, tiro direttamente la ciabatta, cioè tiro la spina. Io sto facendo pubblicità dicendo che Riccardo Gaziano trasforma tutto in spettacolo, quindi volevo fare un mezzo spettacolo. Quindi però se vuoi possiamo anche provare a chiamare l'intelligenza artificiale mentre siamo lì. Quindi lo facciamo sabato alle 17:30. Canzone e poi ci salutiamo. Sardo, va bene? Stai lì, vai. Mercoledì, signore e signori, l'11 dicembre. Grazie ad Andrea Sardo per essere stato dei nostri. Grazie a voi. Questo libro è uscito, mi raccontavi a microfono spento, circa 2 mesi fa e hai già venduto 1000 copie. Sì, abbiamo superato 1000 copie da qualche giorno. Chiaramente hai fatto una pubblicazione sponsorizzata, credo. Sì, tra l'altro la cosa bella è che lo stiamo vendendo in Italia, in Spagna, in Argentina e in Messico, perché quindi lo abbiamo tradotto anche in spagnolo, quindi cosa ci permette un libro digitale venduto online
l'intelligenza artificiale mi ha permesso di crearlo, mettere le mie idee ordinate in un libro, tradurlo e venderlo in 4 paesi del mondo. 4 paesi del mondo, questo qui mi fa impazzire. Ne hai venduti 1000, hai detto. Ora a quanto? abbiamo Francia e i paesi anglofoni. Parliamo di cose serie, va a cagare tu con tutte queste cose. Allora, quanto le vendute? Abbiamo creato la copia digitale, il famoso ebook per Kindle, per chi vuole leggerlo al telefono, che costa 7,90. 7,90 per 1000, quanto fa? Un gin tonic 10 euro. Circa 8.000 euro lei ha già fatto, 8.000 euro. Non possiamo, sono dati che possiamo buttare così a... Vabbè, ma ci paga le tasse, quindi ci paga le pubblicità. Imprenditore digitale. Allora si chiama La fotografia con l'intelligenza artificiale. Io amo Andrea Sardo perché è uno che si lancia nelle cose, cioè va avanti rispetto a coloro che invece, un po' come me, decidono di rimanere al passato, fermi al passato. Questa cosa credo che invece debba servire da invito a tutti coloro che non credono molto nell'evoluzione della tecnologia. Quindi informatevi, credo che sia anche un buon motivo per fare un salto sabato prossimo appunto alla Fondazione Sciascia, dove faremo questa giornata dedicata appunto a questo tema dalle 17:30 in poi. L'ingresso è gratuito e avremo anche modo di presentare appunto questo libro di Andrea Sardo. Grazie amico mio, grazie. Grazie a voi. Ci vediamo sabato perché è un evento da non perdere. Si farà chiarezza su cos'è l'intelligenza artificiale. Ripeto, il titolo è conoscerla, sfruttarla e difendersi. Giordano, verrà lei sabato? C'ha impegni? No, volentieri, molto volentieri. Verrò. È un argomento che mi interessa molto. Poi, giustamente, come diceva Andrea, il problema è più che altro come lo utilizzi. Imparate ad utilizzarlo, secondo me è una risorsa più che un ostacolo. Esatto. Io penso che qualsiasi cosa bisogna conoscerla per capire se fa parte delle proprie corde. Certo, andare in campagna e vivere immerso nella natura e fare il pastore è correttissimo, non c'è una cosa giusta o sbagliata, ok? Però bisogna conoscere, è meglio se conosci il mondo digitale e dici ok, io sono imprenditore digitale, il trading è la cosa di cui si parla tantissimo. Ho studiato, l'ho conosciuto, sono andato pure in un evento live che mi faceva una formazione e oggi confermo che mi fa cagare. Ok, quindi giustamente tu dici l'importante è conoscerle le cose, se non le conosci come fai a lamentarti e a dire che non funzionano o che non ti appartengono? Esatto. Grazie ad Andrea Sardo, ci sarò anch'io sabato da non perdere. Sabato ci divertiamo. Calmuto, mi raccomando, ci sono persone serie. Ma faremo aperitivo. Che gente tutta seria. Sì, ma faremo anche aperitivo. Sì, l'ho capito, ci però ubriachiamo. Devi parlare bene. Non devi dire parolacce continuamente, devi dire poche. La gente tutta seria già si è cravata. Vabbè, c'è fica? Ti faccio le raccomandazioni in radio, mi raccomando, te lo ricorderò il giorno prima. Stai tranquillo, lo sai che sarà un fallimento grazie a me. Ci vediamo sabato. È irriverente, è riflessivo, è disturbato. Riccardo Gazzo conduce